Se una persona a Napoli subisce un tracollo economico, va in bassa fortuna finanziaria, aiuta a fornire che paccherin dall'acqua. La locuzione si rifà alla pratica del cedo bonis, in napoletano a zita bona, che si svolgeva accanto appunto alla colonna infame, la colonna della vicaria, colonna che ancora oggi è custodita qui, nella Certosa di San Martino, nel cortile delle carrozze. Il debitore insolvente veniva legato alla colonna infame e veniva fatto oggetto di pubblico ludibrio da parte dei creditori che non avevano visto soddisfatti i loro interessi economici. Dalla colonna infame naturalmente nasce la locuzione napoletana mannaggia colonna o anche mannaggia colonna infame. Inoltre il debitore veniva denudato del tutto e fatto oggetto di secchiate d'acqua, donde era finito con le pacche nell'acqua. Ecco perché. Naturalmente a volte l'ira dei creditori travalicava, la semplice offesa verbale. Correva qualche mazzata, qualche percossa, schizzava qualche goccia di sangue, la colonna si lordava di sangue e nasce l'altra locuzione, mannaggia sangue colonna. Una volta pronunciato il cedo bonis, al debitore insolvente non rimaneva più nulla, nemmeno gli abiti indosso, e per questo era costretto ad andare via con una mano annanzi e una a rete. In realtà sulla questione delle pacche nell'acqua c'è anche un'altra ipotesi interpretativa. Sembrerebbe che esso dipenda infatti da una tecnica di pesca che era lo sciavecchiello. Lo sciavecchiello, la sciabica in italiano, è una rete semicircolare che si getta direttamente dalla spiaggia e veniva tirata, e per tirare era veramente una fatica improba. Tant'è vero che ancora oggi quando qualcuno pare che fa sempre una fatica esagerata, pure a spostare una carta da una scrivania all'altra, si usa dire ma che stai tirando, lo sciavecchiello? Anche nel tirare lo sciavecchiello però c'era una gerarchia. Quelli più ricchi e più potenti rimanevano comunque in spiaggia, magari anche d'inverno, senza bagnarsi le gambe. Gli altri dovevano per forza entrare in acqua, entravano in acqua fino alla vita, donde quelli che erano in più bassa fortuna economica andavano a finire che paccherin dall'acqua.